Cento anni dopo Isaia, a Gerusalemme compare la figura di un altro grande profeta, Geremia. È un profeta, un portavoce di Dio, come lo era stato Isaia, ma è molto diverso da lui. Isaia era un uomo politico, un aristocratico di corte, un uomo potente. Geremia invece è un uomo di campagna, appartiene a un gruppo emarginato. Addirittura dovremmo parlare di sacerdoti scomunicati, secondo regole antiche. È un timido, una persona sentimentale, dolce e romantica. Non ha un ruolo sociale, non ha nessun potere. E tuttavia ribadisce quello stesso grande messaggio che aveva annunciato 100 anni prima il profeta Isaia. Ormai la situazione politica internazionale era cambiata. Gli assiri erano al tramonto del loro potere e cominciava ad emergere una nuova superpotenza internazionale, l'impero dei Babilonesi. Geremia è autore di un enorme libro, ma a differenza di Isaia, in questo caso abbiamo tutto il materiale legato allo stesso uomo, allo stesso periodo. I suoi discepoli raccolsero l'insegnamento e lo pubblicarono, ma il libro non venne composto nell'arco di secoli, come era capitato al testo di Isaia. Geremia ha lasciato una traccia profonda del proprio carattere, della propria sensibilità spirituale, a partire dall'inizio del libro in cui narra con intuizioni geniali la propria vocazione. Mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato. Ti ho costituito profeta delle nazioni. Geremia sente su di sé questo progetto di Dio, chiamato ad essere portavoce del Signore come profeta delle nazioni, cioè della apertura internazionale e universale. Ma il suo carattere, timido e introverso, era un ostacolo per questo grande lavoro. E scrive di aver risposto: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma
da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non avere paura di loro. Io oggi ti costituisco come mio profeta sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare, demolire, distruggere e abbattere. 4 verbi negativi. E per edificare e piantare. 2 verbi positivi. Così viene presentata fin dall'inizio la missione del profeta. Deve abbattere una casa per ricostruirla. Deve tagliare un albero e piantarne un altro. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca, mise le sue parole nella bocca del suo rappresentante. Da quel momento il giovane Geremia divenne il rappresentante ufficiale di Dio contro le autorità di Gerusalemme. Non contava niente da un punto di vista sociale, non aveva nessun ruolo amministrativo in nessun ambito. Era un giovanotto senza nessun ruolo sociale e parlava a nome di Dio e presentava la volontà di Dio, giudicava l'operato del re, dei sacerdoti, dei consiglieri, dei sapienti di corte, con l'autorità che gli veniva da Dio. Comprendiamo facilmente che non sia stato accettato e, non avendo una posizione sociale autorevole, subì rifiuti, angherie, persecuzioni. Nella prima fase della sua missione, Geremia predicò la fedeltà all'alleanza, cercando di invitare il popolo, in tutti i suoi aspetti, a ritornare alla fedeltà a Dio, a correggere gli atteggiamenti sbagliati, per essere fedeli al Signore. Soprattutto Geremia contestava l'idolatria, gli altri culti, pratiche religiose estranee alla rivelazione di Israele. Il mio popolo, dice il profeta, ha commesso 2 bestialità. Ha abbandonato il Signore, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Il popolo ha abbandonato Dio sorgente e cerca l'acqua in pozzi nel deserto, screpolati e asciutti. Geremia contesta la struttura del Tempio. È polemico contro coloro che ritengono il Tempio di Gerusalemme una specie di talismano, un portafortuna. E in un giorno di grande convocazione, quando la folla dei pellegrini accorre al Tempio, lui alza questa voce polemica: smettetela di dire Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Pensate forse che questo Tempio vi difenda? Se non vi convertite, se non cambiate vita, se non vivete l'alleanza, questo Tempio non servirà a niente. Andate a Silo a vedere che fine ha fatto quel santuario.
Silo era stata la sede dell'Arca dell'Alleanza prima del Tempio di Gerusalemme, ma i Filistei avevano conquistato e distrutto tutto. Pensate forse che non faccia la stessa fine anche questo Tempio? Ecco il punto determinante della profezia di Geremia. Rimprovera quella sicurezza religiosa di chi ritiene che la struttura sacra del Tempio sia una garanzia invincibile. In fondo sembrava l'opinione di Isaia 100 anni prima. Il Tempio, l'abitazione di Dio, è il fondamento, è la sicurezza. Il Signore abita in Gerusalemme, quindi sicuramente Gerusalemme non cadrà, bisogna crederci e resistere. 100 anni dopo, Geremia, nella stessa Gerusalemme, dice: no signori, questa città e questo Tempio cadranno se voi non siete fedeli. Non sono le strutture religiose che vi conservano, se voi come persone siete dei traditori. Ma 100 anni fa il profeta ci ha detto che sicuramente Gerusalemme resisterà. Adesso Geremia dice il contrario. È molto importante. Sia Geremia che Isaia sono autentici profeti e parlano a nome di Dio, ma in epoche diverse, in condizioni sociali e religiose differenti. E proprio in forza di queste differenze presentano anche messaggi diversi. In fondo, Isaia aveva detto: dobbiamo resistere. Adesso Geremia dice: dobbiamo arrenderci. Sono due posizioni opposte. Quando si cita la Bibbia, bisogna stare attenti a non usarla secondo i nostri gusti. Perché cercando l'opinione biblica per qualche problema, noi possiamo trovare una pagina di Isaia che ci invita a resistere, ma possiamo trovare anche una pagina di Geremia che ci invita ad arrenderci. E allora, a quale dei due diamo retta? Qual è la parola di Dio? Lo sono tutte e due, ma l'applicazione al nostro oggi dipende dal profeta di oggi. L'interpretazione dei segni dei tempi chiede una capacità interpretativa per l'oggi, non semplicemente citando un versetto biblico antico, come se debba avvenire sempre la stessa cosa. Il popolo ha tradito l'alleanza, le autorità hanno rovinato il popolo e il profeta annuncia che ormai non c'è più tempo. E difatti, Nabucodonosor, diventato re di Babilonia, lentamente mosse verso occidente e cominciò a conquistare i vari territori. E arrivò a conquistare anche Gerusalemme. Nel 597 Gerusalemme venne conquistata per la prima volta. Non fu distrutta. Venne deportato il re, la regina madre, gli uomini della corte, ma venne posto sul trono di Davide lo zio del giovane re deportato. Si chiamava Sedecia. Iniziarono gli ultimi 10 anni della storia del regno di Giuda.
Ormai i babilonesi avevano conquistato, dimostrando l'enorme potere di questo impero. Gerusalemme dovette sottomettersi a questa forza. Geremia continuava a ripetere che l'unica strada di salvezza era piegare il collo e umiliarsi sotto questo giogo. Abbiamo peccato, adesso dobbiamo fare penitenza. Aveva già raccolto tutte le sue parole, le prediche, gli oracoli, in un rotolo. Era stato bandito Geremia, gli era impedito di presentarsi in pubblico, e allora dettò al segretario Baruch tutta la sua dottrina, la raccolta delle sue parole. E una volta Baruch nel Tempio lesse questo rotolo di Geremia. Fece molta impressione che il documento fosse stato messo per iscritto. Venne sequestrato, venne letto dai consiglieri di corte, venne poi letto di nuovo alla presenza del re, il quale con disprezzo, a mano che procedeva la lettura, con un temperino tagliava un pezzetto del rotolo e lo bruciava sul braciere che gli ardeva davanti. Il rotolo di Geremia viene tagliato a pezzi e bruciato, disprezzato, distrutto, un po' come la sua persona. Geremia e la sua parola si identificano. Da parte di chi comanda Gerusalemme c'è il disprezzo per la persona di Geremia e per la sua parola. Ed è un disprezzo che viene orientato a Dio. Geremia adopera molte immagini, compie dei gesti per attirare l'attenzione. Spiega che Dio è come un ceramista che forma l'oggetto prezioso partendo dalla terra, lo impasta e gli dà forma. E come capita ai ceramisti, talvolta, quando il vaso prende una brutta forma e non si riesce più a recuperare, bisogna di nuovo impastare tutto. Tutto ritorna alla massa inconfusa della creta e bisogna ripartire e fare un nuovo vaso. Così avviene adesso per Israele. Il popolo ha preso una brutta piega, ha assunto una forma negativa. L'intervento di Dio è di rimpasto. Sembra che schiacci, ma in realtà vuole ripartire. Lasciatevi formare da Dio. Ma non lo ascoltano. E allora adopera un'altra immagine, compra un vaso costoso di ceramica, prende alcuni testimoni con sé, li porta nella valle della Geenna e butta per terra questo vaso, mandandolo in tanti pezzi. Quando era ancora da cuocere in formazione, poteva assumere un'altra forma ed essere rimpastato. Ormai è destinato ad andare in pezzi e a rompersi definitivamente. C'è qualcuno a Gerusalemme che sostiene i deportati staranno poco in Babilonia. Nel giro di qualche anno torneranno indietro. Geremia invece drammaticamente dice ci staranno 70 anni in esilio. È un numero simbolico e tondo per indicare una vita intera. Vuol dire che non tornerà nessuno di quelli che sono stati deportati.
e annuncia una situazione di intervento duro di Dio contro il popolo. Un giorno, quando erano radunati gli ambasciatori dei piccoli staterelli intorno a Gerusalemme, con l'intenzione di organizzare una spedizione militare contro i babilonesi, Geremia compare sulla spianata del Tempio sotto un giogo da animali, legato con funi e catene, per dire a tutti quegli ambasciatori che non sognino di scuotere il giogo, ma stiano sotto. Un altro profeta di nome Anania interviene, toglie il giogo e lo spezza in due, dicendo: così dice il Signore, entro 2 anni spezzerò il giogo del re di Babilonia. Il giorno dopo Geremia si presenta con un giogo di ferro, rimproverando Anania perché sta dicendo delle cose contrarie al progetto di Dio. Però, capite, era un problema molto serio. Chi dei due aveva ragione? Tutti e due si presentavano dicendo di essere rappresentanti di Dio. Tutti e due proponevano una parola di Dio. Anania proponeva una parola bella, facile, accattivante. Il Signore farà tornare i prigionieri nel giro di poco. Geremia invece propone una parola difficile, dura. Dovete tenere la testa bassa e sopportare il giogo e arrendervi e pagare le conseguenze del male fatto. Il Signore non vi libera. Istintivamente si propende per Anania e invece ha ragione Geremia. È un bastian contrario, ma ha ragione. Viene chiuso in prigione, viene buttato in una cisterna, condannato a morirvi di fame e di sete. Il re gli va a parlare in segreto. Geremia continua a ripetere le stesse cose. Arrenditi. L'unica cosa da fare è arrendersi, perché avevano tentato la rivolta. E Nabucodonosor era tornato, furibondo. Ormai Gerusalemme era circondata d'assedio per la seconda volta, 10 anni dopo, 587. Geremia consiglia al re di arrendersi per avere salva la vita. Il re non accetta il suggerimento. I suoi consiglieri gli suggeriscono di combattere e quando ormai la città è presa, il re scappa da vigliacco di notte travestito, viene riconosciuto, catturato. Gli uccidono i figli sotto gli occhi, gli cavano gli occhi e lo deportano come schiavo in Babilonia. Chissà quante volte il povero Sedecia avrà detto: se avessi ascoltato Geremia, me l'aveva detto che sarebbe finita male. E invece Geremia, disprezzato per tutta la vita, viene tirato su dalla cisterna e a salva la vita. Dai nemici babilonesi viene liberato e Geremia rimane in quella desolazione della città distrutta, del tempio ridotto ad un ammasso di ruderi fumanti, come il consolatore di Israele. Il Signore è intervenuto in questo modo duro non per distruggere, ma per salvare. La salvezza di Dio passa attraverso questa distruzione. Dio salva attraverso la morte, non
la grazia al posto della sofferenza, ma la liberazione attraverso la morte. Geremia annuncia una nuova alleanza ed è proprio quello che capiterà a Gesù. Non c'è altro profeta come Geremia ad essere stato con la propria vita un annuncio di Gesù Cristo. Anche lui ha realizzato questa parola di sofferenza e di salvezza. Attraverso la croce Dio ha salvato. Aveva ragione Geremia, la nuova alleanza si realizza nel Cristo morto e risorto. Questo è un profeta.